C'è un posto ad Agrigento, si chiama Sapori di Girgenti, è un home restaurant nel quale si possono gustare i sapori della tradizione culinaria della Sicilia e non solo, ma in particolare di Agrigento. In questo posto caldo, accogliente, elegante, raffinato, tutto in questi giorni parla di Natale e noi abbiamo voluto parlare con Patrizia Carlozzo, che è la chef che gestisce questo home restaurant, proprio di queste ricette da proporre in occasione delle festività natalizie. Sentiamole e vediamo insieme nella loro preparazione. Cosa proponiamo in questo Natale 24-25? Allora, a casa mia, quando ero piccolina, le mie nonne, perché io avevo due nonne che si chiamavano Nonna Rosa, mi proponevano, cioè preparavano proprio per questi giorni di Natale, di vigilia e di Natale, per la vigilia preparavano intanto il baccalà fritto e le verdurine in pastella sempre fritte. E poi si preparava lo spincione, si preparavano gli spinaci fatti col pomodoro, delle pizze, le miscate, si faceva, diciamo, non si mangiava la carne, si andava più sul pesce e sulle verdure, mentre invece per la giornata del 25 si faceva molto spesso la gallina in brodo, fatta o poi con la pastina oppure con dei tortellini. Naturalmente ogni famiglia magari ha delle tradizioni diverse, anche perché in Sicilia, la cucina siciliana come quella italiana è molto varia. Ci sono famiglie che magari propongono la pasta incasciata, per esempio, fatta col broccolo, con la carne di maiale, oppure le lasagne, oppure una semplice pasta al forno. E come secondo, sicuramente sempre per il 25 andiamo sulla carne, quindi o come dicevo la gallina in brodo ripiena, quindi con riso tritato e altre spezie, oppure per esempio il capretto o l'agnello. Mentre per quanto riguarda dolci, per chiudere un pranzo natalizio, a parte il panettone, ci sono delle tradizioni nostre, tipiche, quali? Le buccellate, che sono i biscotti, quelli, il dolce fatto con il ripieno di fichi, di buccia d'arancia, di frutta secca, ed è praticamente una specie di treccione, ecco, oppure dei biscottini più piccolini. Ricordo che sempre mia nonna iniziava proprio i primi di dicembre a fare questi dolcini e poi li ricopriva con una glassa di zucchero e dei caramellini colorati, oppure si fa il classico la classica cassata, oppure si fanno anche i cannoli con la ricotta. Questi ecco i dolci che propongo anche ai miei ospiti. Sapori Girgenti ha degli ospiti a Natale o anche ha la possibilità di fornire dei piatti pronti a chi li desidera? Sì, certo, possono o venire qui da me oppure prenotare dei piatti, io preparo e loro vengono a prendere, sempre naturalmente nella tradizione che è quella tradizione dei piatti siciliani, ecco, della tradizione siciliana, comunque agrigentina. Qui abbiamo appunto il baccalà, che è una delle tradizioni culinarie della nostra terra. E considerate che è un prodotto che si usava già intorno al Medioevo, da quando si sono sviluppati, si può dire, i traffici marittimi. È un prodotto che effettivamente veniva molto utilizzato proprio per la sua conservabilità, perché essendo un prodotto sotto sale, quindi poteva stare mesi e mesi e anche nei periodi invernali, quando non si poteva andare per mare a pescare,
le famiglie avevano questo prodotto a disposizione che poteva essere fatto in qualsiasi modo, quindi lo facevano fritto, lo facevano in tegame, lo facevano a forno, come volevano, perché effettivamente il baccalà è un prodotto molto molto versatile, si può fare in mille modi, si può fare fritto, si può fare in umido, in bianco, si può fare con le patate, si può fare con il pomodoro, come si vuole. Oggi ve lo propongo a sfincione, quindi a forno, con del sugo e del pangrattato e del formaggio sopra. Da Sapori di Girgenti tutto segue una serie di rituali, l'accoglienza, la cucina di Patrizia e poi il marito Pierluigi che si dedica ad apparecchiare la tavola. In questo posto il cibo è cultura, racconto della nostra tradizione, è un modo per vedere le radici della nostra storia culinaria. Auguro a tutti voi un sereno e un buon Natale ai miei amici Margherita Rubiano e Arturo Cantello e a tutto lo staff di Pivois. Buon Natale.